Eccoci qua, cari telespettatori, ho cambiato location perché ho raggiunto il nostro ospite dello SPCGL, Ugo Aggiollo, segretario SPCGL regionale Veneto. Ben arrivato qui con noi. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. buonasera segretario. È il momento di parlare anche di questo tema spinoso, che è quello delle liste d'attesa. Perché? Perché ci sono delle novità importanti. State bene a ascoltare e a sentire, perché solo seguendo passo passo quelle che sono le procedure attuabili si può in qualche modo superare questa impasse. C'è stato un intervento da parte della Regione del Veneto che fa sì che le persone possano in qualche modo ovviare a questo grave problema, solo però in presenza di certi requisiti e di una domanda ben precisa. In sintesi, che cosa è successo? E vi facciamo percorrere questo tratto importante, perché liste d'attesa tutti sappiamo cosa vogliono dire, supportati anche dalle slide dello SPCGL. Prego, segretario. Diciamo che le liste d'attesa sono sicuramente uno dei temi più sentiti nella nostra realtà, specialmente dagli anziani, ma non solo, da tutti quelli che hanno bisogno evidentemente di avere una risposta rispetto a situazioni di salute che si presentano. È da tempo che stiamo dicendo che in Regione del Veneto c'è una situazione, non è solo in Veneto ma certamente anche in Veneto, una situazione davvero complicata. Noi abbiamo iniziato una campagna insieme anche alle altre organizzazioni sindacali, assieme a movimenti, assieme a tanti soggetti del territorio, per chiedere che venisse mantenuto quanto previsto dalla legge. Cioè del decreto legislativo del 98? Innanzitutto quanto è previsto dalla legge, nel senso che la legge prevede che il cittadino, a fronte di una prescrizione fatta dal medico, ha diritto ad avere l'erogazione della prestazione nei tempi indicati sulla base delle 4 priorità. Questo, come sappiamo tutti, non avveniva e non avviene spesso ancora oggi. C'è però un decreto legislativo, che è quello che vedete nella slide, il 124 del 98, quindi addirittura risale a 26 anni fa, che sostanzialmente dice che qualora le ULSS non siano in grado di rispettare i tempi previsti dalla prescrizione, su richiesta del cittadino devono autorizzare lo stesso ad avere la prestazione nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, però mettendo a carico del cittadino solo ed esclusivamente il costo della quota pari al ticket. Questa norma di legge sostanzialmente, per dirla con un eufemismo, nel Veneto non è mai stata riconosciuta, non era mai stata riconosciuta e tantomeno pubblicizzata, per cui eravamo di fronte ad una condizione in cui appunto le persone, come si dice da noi, non sapevano dove sbattere la testa, se non, in tantissimi casi, o rinunciare alla prestazione stessa oppure chiamare l'azienda per dire: va bene, pago la prestazione, vado dal privato, ditemi quanto mi costa. Noi abbiamo appunto diversi mesi fa messo in campo questa campagna. La novità di 15 giorni fa è che finalmente la Regione del Veneto, o meglio l'attuale direttore del settore sanità e sociale della Regione del Veneto, ha emanato una circolare ai direttori generali delle ULSS dicendo che su richiesta del cittadino le ULSS sono obbligate ad adempiere a quanto previsto da questa legge di 26 anni fa. Su richiesta del cittadino, quindi... Esatto. Allora, le questioni in questo caso secondo noi sono almeno 2. Intanto diciamo che era ora che la Regione del Veneto prendesse atto di questa norma e decidesse di applicarla.
Però, e lo abbiamo ritrovato anche in una delibera che è in discussione in questi giorni, viene ribadito in maniera esplicita che la cosa avviene solo su richiesta del cittadino. Cioè, il cittadino va dal proprio medico di medicina generale, il medico di medicina generale o di uno specialista fa la prescrizione. Ecco qua, vediamo la slide successiva, che ci sono le varie classi di prescrizione che vengono fatte dal medico o dallo specialista. Ecco qua. Può essere classe U, classe B, classe D, classe P. Esatto. Quindi entro 24 ore dalla prenotazione, entro 10 giorni, entro 30 giorni, entro 60-90 giorni dalla prenotazione. Esatto, perché appunto, come dicevamo prima, il medico di medicina generale o lo specialista nel fare la prescrizione dovrebbe indicare sempre, non lo fa, su questo lo abbiamo detto in tante occasioni, il cittadino deve stare attento e deve richiedere che la prescrizione sia corredata appunto dalla classe e quindi il cittadino con questa prescrizione deve recarsi al CUP o chiamare il CUP o a seconda dei vari sistemi per avere l'appuntamento per questa prestazione. Se il CUP, qua dice, ha fissato il tuo appuntamento oltre il termine previsto, giusto? Esatto. Cosa che potrebbe essere, si può chiedere di fruire, questa è la cosa importante, chiedere di fruire delle prestazioni nell'ambito libero professionale intramuraria. Esatto. Quindi, nel senso che il CUP di suo dovrebbe darti la prestazione nell'ambito dei tempi indicati dalla prescrizione. Sappiamo tutti che nonostante siano stati messi a disposizione dallo Stato centrale e quindi poi gestiti dalla Regione del Veneto diverse milioni di euro per il piano di recupero delle liste d'attesa, questo ancora non avviene in termini generali, almeno per quanto riguarda le classi D, la classe P, per quanto riguarda le prestazioni cosiddette non traccianti e a macchia e leopardo anche per la classe B. Quindi, dicevo, spesso succede che il CUP non ti dia la prenotazione entro i termini previsti. A questo punto il cittadino cosa può fare? Sulla base della normativa dovrebbe prendere carta e penna. Andiamo sulla slide come fare la richiesta. Eccola qua. Dovrebbe il cittadino prendere, dicevo, carta e penna. Tra l'altro se i cittadini si rivolgono ai nostri sportelli, ma agli sportelli vengono sicuramente aiutati, scrivere al direttore generale dell'ULSS scrivendo esattamente la situazione qual è e allegando alla descrizione della situazione la prescrizione del proprio medico e il documento rilasciato dal CUP in cui si certifica che entro i termini previsti dalla prescrizione non è stato possibile. Però il CUP non è che a volte manda questo documento, che a volte dice non c'è posto, lo dice a voce. Ma infatti questa è un'altra delle questioni. Che è tra l'altro legata alle cosiddette liste di galleggiamento, sarà un'altra delle battaglie che come sindacato continueremo a fare, perché ad un tavolo di confronto qualche mese or sono c'era stato detto che le liste di galleggiamento sarebbero state abolite, invece dalla delibera che vediamo in discussione in questo periodo le vediamo ancora riapparire. Quindi è necessario che il cittadino non si accontenti semplicemente della risposta verbale da parte del CUP, ma richieda al CUP di avere la prenotazione o comunque
un documento che dica che la prenotazione non è stato possibile fare nei tempi previsti. Allora, fatta questa raccomandata con ricevuta di ritorno, destinatario direttore generale dell'azienda sanitaria, comunque vi può aiutare lo SPCGL a fare tutto questo. Oggetto istanza per erogazione di prestazioni in regime di attività libero professionale intramurale ex articolo 3,13 decreto legislativo 124 1998. Allegati, l'impegnativa, come diceva il segretario, il promemoria rilasciato dal CUP, questo bisogna ricordarselo perché non arriva però per lo Spirito Santo se non su richiesta. Cosa fa? L'ULSS prende in carico l'utente, giusto? L'ULSS a questo punto deve prendere in carico l'utente e deve, con quanto previsto dall'attuale normativa, quindi sostanzialmente attraverso la libera professione intramuraria, fissare l'appuntamento alla persona. La differenza per la persona è radicale per due motivi. Uno, perché si paga solo il ticket e non la prestazione in quanto tale, e due, perché a quel punto la prestazione deve essere fatta entro i tempi della prescrizione del medico di medicina generale. Sia diagnostica che visita specialistica? Stiamo parlando di prima visita e di prestazioni appunto di diagnostica. Prima visita, sì. Quindi vuol dire che le visite successive non le visite successive hanno un altro canale perché dovrebbero funzionare tramite la presa in carico da parte della struttura. Penultima slide. Non sono previsti rimborsi, in nessun caso è previsto il rimborso di prestazioni effettuate dal cittadino in regime di libera professione, diverso dall'intramuraria, ovvero? Questo lo abbiamo scritto, ma lo si trova anche nella circolare della Regione del Veneto, perché in questi mesi era girata l'idea che uno potesse chiedere il rimborso. Evidentemente senza aver verificato attentamente la norma legislativa, che bastasse semplicemente per il cittadino andare da uno specialista, pagare quanto dovuto e poi chiedere il rimborso all'ULSS. Questo non è previsto, nel senso che va seguita la procedura illustrata precedentemente. Se il cittadino decide per conto proprio di andare da un privato, rinuncia in qualche maniera alla prestazione che può essere fatta appunto tramite l'ULSS o comunque tramite strutture accreditate. Perfetto, vediamo stavolta veramente l'ultima slide, dopo ci sono i soliti indirizzi, perché le iniziative del sindacato nel 2023-2024 per questo discorso di salute sono diverse campagne, fatte anche a livello unitario, vero? Sì, noi abbiamo, velocissimo, noi appunto abbiamo fatto queste campagne sulla salute, riteniamo che la salute sia uno dei temi centrali per le persone, riteniamo che sia per le scelte del governo centrale sia per le scelte della Regione del Veneto non si stia investendo in maniera sufficiente su questo tema e quindi abbiamo deciso di svolgere una serie di iniziative che hanno a che fare con le liste d'attesa, con la mancanza di medici di medicina generale, altro tema estremamente importante, con la mancanza dei servizi nel territorio e non ultimo anche con il grande tema dei centri di servizio per le persone non autosufficienti che spesso e volentieri sono in difficoltà proprio nel momento di maggior fragilità. Questo diventa importantissimo. Qua vediamo come sempre i vostri indirizzi delle sedi provinciali, lo SPCGL è presente su tutti i territori, dove le persone per tagliare la lista d'attesa, ridurre l'attesa, possono attuare questa procedura, farsi aiutare, più che altro attuare questa procedura, in modo tale da poter poi avere nei tempi congrui e senza doverlo fare privatamente, perché il rimborso abbiamo visto non c'è, la visita specialistica, prima visita, oppure la diagnostica, come ci ha raccontato il segretario. Corretto? Corretto, naturalmente gli indirizzi che avete visto sono gli indirizzi delle sedi provinciali, ce ne sono tante altre territoriali. Il sindacato pensionati del Veneto è presente praticamente in tutti i comuni o quasi del Veneto.
E già che ci andate, portatevi il codice fiscale, fatevi controllare la pensione, che magari ci possono essere anche delle piacevoli sorprese di recupero magari di denaro per diritti inespressi. Grazie segretario di essere stato qui con noi, grazie alla collaborazione dello SPI-CGIL, e io vi lascio adesso al breve intervallo pubblicitario, poi riprendiamo con le nostre consuete interviste di approfondimento. Grazie, buonasera.